Cari amici, avete notato che le pubblicità per i giochi, leciti, per carità, ci prendono per scemi. Sì, ci prendono per scemi. Ti spiegano, con questo tono di voce, ti spiegano per bene il bello del gioco, ti istigano a giocare, ma poi per dirti che il gioco può causare dipendenza, te lo dicono velocemente tanto da non farti capire nulla. Voglio dire, vi rendete conto? Sono peggio del bugiardino delle medicine. Stessa cosa quando ti parlano di superalcolici. Ti fanno sentire out se non bevi. Non so se ve lo ricordate, il povero Gino Cervi e il liquore che crea un'atmosfera. Poi però non ci sono i creativi della pubblicità al sabato notte negli ospedali, dove arrivano sempre più giovani, alcuni in coma etilico, la maggior parte con cirrosi epatica in via di cronicizzarsi, così come non ci sono i soliti creativi ad aiutare le famiglie rovinate dal gioco e dall'usura, quando non da suicidi o delitti dovuti al gioco. E la domanda viene spontanea, e perdonate appunto il gioco di parole, visto che non monita nessuno, visto che nessuno ha il coraggio di dire vergogna, sì, è comodo dirlo a Lampedusa, a tutto il mondo. Qui, adesso, subito, dire vergogna significa dirlo alle multinazionali del gioco, quelle che rendono un sacco di soldi e che sono di proprietà di amici degli amici. Allora moniti niente. Ecco, questo è il discorso. E la domanda sorge spontanea. Ma a che gioco stiamo giocando?